Siamo in diretta, è arrivata la candidata Alessandra Moretti. Dobbiamo farcela. Ciao, ciao. Ce la facciamo? Cioè io non ho bisogno, c'è solo che Sì, non era molto alto. Bene, Sì. buongiorno. Ciao, ci siamo già salutati. Allora è che... Dov'è Danilo? Colpito, sì. Signor Sindaco, buongiorno. Ciao. Ciao. Ciao, piacere. Allora ti ricordo di te, va bene. Va bene, eccoci qua. Allora, Bene, dove- ma anche qua tra le persone, dai. bene, buongiorno a tutti. Prima che cominci Alessandra volevo tanto salutarla, ringraziarla. So che è di corsa perché 539 comuni, 79. 579 comuni sono tanti, in 100 giorni i giorni sono pochi, quindi bisogna andare molto di corsa. Oggi ha già fatto 3-4 tappe, ne avrà altrettante nel pomeriggio, quindi lascio a lei la parola, visto che Portogallo l'ha riconosciuta, l'ha conosciuta a maggio ed oggi l'ha onorata di averla di nuovo qui presente, sperando che sia un ottimo auspicio. E porto anche i saluti del candidato sindaco Marco Terenti, che purtroppo oggi per un problema sanitario suo personale non può essere presente, che mi ha detto comunque di salutarle, che sarà vicino in tutta la campagna elettorale. Grazie, io Prego. ringrazio Portogruaro, una città bellissima dove torno sempre molto volentieri. Voi sapete, questo è il quinto giorno di questo viaggio di ascolto lungo i 579 comuni del Veneto. Sono molto contenta di poter dire ai veneti che darò ad ognuno di loro la possibilità di conoscermi in questo percorso, che sarà un percorso di ascolto, perché generalmente la politica ascolta poco, soprattutto ultimamente. E quindi invece verso le regionali noi vogliamo invertire un po' la rotta, dimostrare che i politici intanto non devono avere paura dei cittadini, ma devono stare tra i cittadini, con i cittadini, ascoltando la loro voce, le loro istanze, forse anche le tante delusioni che hanno provato negli ultimi 5 anni. Io ne sto raccogliendo molte, però vi posso dire che se i veneti oggi sono delusi, i veneti oggi però non sono rassegnati. Quindi c'è una voglia importante di cambiamento, ma questa corsa che ci porterà a guidare la Regione Veneto non sarà una corsa che io farò da sola. Non sarò io la protagonista di questa avventura, ma i protagonisti saranno i veneti, sarete tutti voi. Per appunto riuscire a realizzare questa sfida, guardate, questa campagna di ascolto è la più grande campagna di ascolto che nessun candidato a nessuna regione d'Italia aveva mai sfidato, perché è una sfida importante, difficile, anche faticosa, 7 giorni su 7, noi non abbiamo giornate di pausa, e vi posso dire, e sono anche fiera di aver fatto e compiuto una scelta, vi posso dire che per realizzare questa grande avventura mi sono dimessa dal Parlamento europeo, mi sono dimessa prima di raggiungere l'obiettivo di maggio, perché credo che non potevo essere presente là e qua. Ancora il dono dell'ubiquità noi donne non ce l'hanno dato e riconosciuto, neanche agli uomini, e quindi dopo 23 anni sono la prima, e sono anche fiera di essere la prima donna che ha deciso di dare un segnale di buona politica, di onestà politica. Quindi chi nel 2010 aveva corso per la Regione Veneto addirittura da Ministro dell'Agricoltura, sappia che invece la sua competitor oggi corre per quella stessa poltrona da semplice cittadina, non sentendosi ovviamente disoccupata, perché potete ben immaginare che non lo sono, ma sono molto fiera di questa scelta, che vedo che è apprezzata dai cittadini in un momento di difficoltà, in un momento anche in cui i cittadini sono
sfiduciati per degli scandali che hanno coinvolto anche la nostra regione. Abbiamo un ex presidente di regione che si chiama Galan, che è stato condannato per aver sottratto svariati milioni di euro ai veneti, sta scontando la sua pena nella sua villa faraonica costruita non si sa con quale risorse. Abbiamo un altro ex assessore alle infrastrutture che anche lui ha subito una condanna penale molto grave. Anche noi siamo stati coinvolti in questa vicenda, nella triste vicenda del Mose, e siamo molto arrabbiati per questo, ma siccome il Partito Democratico è un partito, e non solo, la coalizione che andremo a costruire deve essere al di sopra di ogni sospetto, noi e io ho la forza di dire ai veneti che non ci saranno più episodi vergognosi come quello a cui abbiamo assistito, perché dobbiamo essere capaci, prima di tutto, di mettere al centro del nostro impegno la parola onestà, che è una parola di cui la politica fa raramente, no? Di questi tempi uso. Invece per me l'onestà, la trasparenza, anche